Buona giornata, eccoci e ben ritrovati nuovamente sul nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport. Arriviamo per la prima edizione, quella del lunedì naturalmente, dopo un weekend che è stato ricco di notizie, ricco di avvenimenti, ricco di partite, di gare che abbiamo seguito naturalmente anche e soprattutto per voi. Cominciamo ricordandovi, cominciamo ricordandovi intanto che questa è venetoglobe.com, la nostra web tv con lo spazio dedicato allo sport. Ci trovate anche per la provincia di Belluno sul canale del digitale terrestre 813 813, per il momento solo per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro raggio di visione per tutto il Veneto. E allora con lo sport cominciamo dalla rossa, cominciamo dalla Ferrari. Tutti si aspettavano una vittoria al Gran Premio di Monza, invece autogol della Ferrari al Gran Premio di Monza, vi dicevo, perché Raikkonen in partenza non dà strada a Sebastian Vettel, che urta Hamilton e va in testa coda. Bottas invece gioca di squadra e alla fine Hamilton trionfa con una Ferrari che invece sbaglia veramente tutto. Se l'Italia del basket, parliamo appunto di palla a spicchi, se l'Italia del basket non soddisfa il suo tecnico perché ha chiesto un attimino più di voglia e più di grinta, invece l'Italia della pallavolo maschile, siamo nel settore maschile, si prepara all'esordio a Roma per il prossimo mondiale. Amichevole l'altro giorno contro la Cina, vinta per 3-0, e domenica, lo ricordiamo, esordio con il Giappone, si giocherà al Foro Italico alle ore 19, in caso di maltempo ci si sposterà al Palazzetto dello Sport di Roma. Poi l'Italia invece si sposterà per continuare a giocare il suo mondiale in quel di Firenze. Veniamo al calcio. La Serie A vede la Juventus a punteggio pieno, ma questa sembra non essere una novità. Non segna Ronaldo, però segnano gli altri attaccanti e quindi va tutto bene per Allegri. Il Napoli invece vede una sonora sconfitta, 3-0, perde a Genova dalla Sampdoria, mettendo un po' in crisi Carletto Ancelotti. In Serie B, Cittadella davanti a tutti, al comando, con 6 punti dopo 2 giornate, punteggio pieno. Dietro c'è Perugia, Pescara, Padova, che ha battuto il Venezia di Vecchi. Rinviata invece Cosenza-Verona per maltempo. Prossimo turno fissato per il 14 di settembre, con un anticipo gustoso e succoso tra Venezia e Benevento. Un Venezia che deve ritornare velocemente alla vittoria. Per quanto riguarda la Serie C ci sono ancora ricerche di conferme e certezze per l'inizio di questo campionato, che speriamo possa finalmente partire. La Serie D invece ha ufficializzato l'altro giorno, il 16 settembre, e il Montebelluna, come tutte le altre squadre dei vari gironi italiani, hanno dovuto cambiare un po' le loro fasi di allenamento e sono rimasti un po' colpiti da questo spostamento. Però intanto sono arrivati i calendari. Nel girone C giocherà il Montebelluna, inserito con Adriese, Arzichiampo, Belluno, Campodarsego, Cartigliano, Clodiense, Delta Rovigo, Este, San Donà, Unione Feltre, Chions, Ciarlins Muzzane, Tamai, Levico, San Giorgen, Trento, Virtus, Bolzano. Amichevole nel fine settimana per il Montebelluna, non andata molto bene per la squadra di Feltrin. In eccellenza invece siamo pronti per il girone B, siamo pronti alla prima giornata, perché il 9 settembre veramente si attacca, è il caso di dire, con le gare che varranno 3 punti e varranno per il campionato. E allora prima giornata così composta: Noale Istrana per l'eccellenza, Noale Istrana, Eclisse Union Pro, Giorgione Vittorio Veneto, Lia Piave Treviso, Nervesa Porto Mansuè, Real Martellago Luparense, Tombolo Union San Giorgio Sedico, Union QDP Liventina. Riposerà il Mestre. In virtù di alcuni risultati che poi vi ricorderò ottenuti ieri, le prime gare saranno veramente interessanti anche per quanto riguarda il campionato. In promozione
Il girone che ci interesserà sarà il girone D, con Favaro 1984 contro Pitergina, Lovis Speresiano Cornuda Crocetta, 90 Fontanelle, Portogruaro ZTLL Sinistra Piave, Prodeco Montello Città di Caorle, Vazzola Fossalta, Vedelago Giulia Sagittaria e Villorba Conegliano. Vediamo anche qualche risultato, vi dicevo poco fa, della domenica calcistica che si è disputata ieri. Tanti gol a San Polo di Piave, esattamente 9, 5 li ha segnati il Lia Piave di Mauro Tossani e 4 ne ha segnati la Liventina, una Liventina che era in vantaggio nel corso del match, poi si è fatta recuperare e superare dal Lia Piave di Tossani. San Giorgio Sedico batte Union QDP 2-0 ed è una conferma che il San Giorgio Sedico è squadra rognosa ed ostica. Real Martellago batte Union Pro 1-0, a Nervesa a campo invertito perché si doveva giocare al Tenni di Treviso, ma il Treviso aveva chiesto lo spostamento, si è giocato al Gipoviani di Nervesa della Battaglia, dove il Treviso si è fatto raggiungere sul finale 2-2 il risultato. Il Giorgione perde con l'Arcella per 3-2, poi il Cornuda Crocetta cede in casa al Vedelago per 4-1, il Caorle pure perde in casa dallo Pitergina per 3-1, il Vazzola cede al Conegliano per 3-1 e lo ZTLL Sinistra Piave batte invece il Fontanelle per 3-2. Nell'altra gara che abbiamo seguito personalmente, Eclisse Vittorio Veneto, vittoria dell'Eclisse Carini Pivigina per 2-1. E allora sentiamo nell'ordine i due tecnici, cominciamo da Stefano Della Bella per l'Eclisse. Sentivo che dicevi al collega non bene, benino. No, perché andiamo sempre a complicarci la vita, abbiamo delle soluzioni facili, invece dobbiamo sempre andare a cercarla quella più difficile e così succede che se cali un po' di tensione succede questo, che vai a rimettere in piedi per gli avversari una partita che era già chiusa, insomma tutto là. Dopo possiamo far meglio, dobbiamo far meglio, questo sicuramente. Però certe volte, ripeto, andiamo a crearci problemi dove non ci sono. Questa posizione di Zanetti a me è piaciuta, lì un po' dietro le punte era voluta oppure gliel'hai chiesto tu? Voluta perché secondo me fa da raccordo tra il centrocampo e le due punte, anche l'intelligenza. Il primo tempo secondo me non gli abbiamo fatto toccare poche palle, i centrocampisti lo saltavano spesso. Secondo tempo invece abbiamo fatto degli scambi che sono andati in porta, loro restavano un po' alti come difesa. Il primo tempo abbiamo fatto un po' più fatica a capire e dopo con 2 o 3 buoni scambi secondo me siamo riusciti sugli spazi che ci concedevano ad andare. Abbiamo sbagliato secondo me 2 o 3 volte col portiere da soli, gli abbiamo tirato addosso, però insomma dobbiamo migliorare questo, dobbiamo migliorare su certe uscite dalla difesa perché andiamo a rischiare troppo e dunque è così, manca una settimana, dobbiamo fare le cose un po' veloci. Ti manca anche qualcuno, insomma, c'è da dire, no? Ma siamo un po' leggeri, però secondo me domenica avevamo fatto meglio, sicuramente. Oggi siamo stati imprecisi soprattutto da dietro e allora là dobbiamo rischiare meno soprattutto. E domenica inizia il campionato, ricominciamo dall'Union Pro. Sì, adesso vediamo, hanno cambiato anche loro qualcosina, presumo dal risultato, adesso non so cosa hanno fatto oggi, la scorsa domenica avevano fatto una buona partita, non avevano vinto, è una squadra tosta, ma come lo saranno tutte, bisognerà giocare, io dico sempre palla su palla perché è un campionato non difficile ma di più. Ho visto che vi vedono insomma in un campionato di vertice, ben vengano, insomma tu le accetti queste? Le accetto, ma sto anche col piedi ben saldi per terra perché secondo me è complicato, siamo giovani e l'ago della bilancia si sposta da una parte all'altra facilmente. Buon lavoro. Grazie a voi. Ha ragione Stefano Della Bella, squadra giovane, squadra che dovrà lavorare, squadra che dovrà essere così plasmata un pochino e soprattutto presa in mano dai suoi senatori, dai suoi vecchi per quanto riguarda soprattutto il campionato che inizierà domenica e inizierà contro l'Union Pro, da cui ci si era fermati e con cui c'era stata una bella gara, una bella lotta anche in campionato e si riparte proprio da lì. Andiamo invece a sentire Paolo Zoppas del Vittorio Veneto, anche per lui
giocatori, tanti giovani in squadra e una situazione che, ascoltiamolo. Sul 2-0 sembrava chiusa, poi l'avete riaperta sul 2-1, loro in 10 si sono complicati un po' la vita. Che partita è stata, Paolo? È stata una partita che ci è servita molto, nel senso che noi siamo una squadra molto giovane, e oggi avevamo 7 fuori quota in campo, abbiamo finito con 8 e a noi queste esperienze servono tanto per migliorare. In telecronaca dicevo che qualche rischio te lo sei preso con questa linea difensiva bella alta che qualche volta ha brillato, qualche altra volta no. Sì, sono scelte, è chiaro che noi abbiamo una filosofia di gioco e cerchiamo di portarla avanti. Ci sono sicuramente dei vantaggi e ci sono sicuramente degli svantaggi. È una partita in cui chi perdeva oggi era fuori da questo gironcino. Sì, a noi la Coppa non interessava perché ci serve per fare esperienza, ripeto, abbiamo giocato contro una squadra pronta per affrontare il campionato, noi invece abbiamo tanta strada da fare ma abbiamo anche grandi margini, quindi se i ragazzi hanno questa voglia sicuramente delle soddisfazioni ce le togliamo. Era un turnover, ho visto Dinca fuori e altri giocatori? Era un turnover forzato, nel senso che avevamo diversi acciacchi e quindi abbiamo preferito non rischiare nessuno e far fare esperienza a questi ragazzi che si sono meritati tra l'altro anche di essere qui e di fare una partita vera, quindi sicuramente sarà utile. Domenica inizia il campionato, iniziate a Castelfranco contro il Giorgione, squadra di rango. Sì, e come tutte le altre in realtà, perché quest'anno di partite facili non ce ne sarà neanche una e andiamo su un campo storico e vediamo di cominciare a toglierci qualche soddisfazione. Ma è un Vittorio Veneto chiuso, cioè hai finito qua o arriverà qualcosa ancora? E il mio compito è di allenare, dopo se arriva qualcuno bene, se non arriva parla con Tormina. Sì, c'è il DS che vi sta aspettando, a dopo. In bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao, grazie. Una domanda che mi sono tirato, insomma, è una risposta altrettanto tirata, parla con il direttore sportivo giustamente, perché insomma il Vittorio Veneto è alla ricerca di altri giocatori perché è qualcosa da rinforzare, bisognerà trovare. Questa gara, questa partita, Eclisse Carini Pivigina contro Vittorio Veneto, la potrete trovare sulla pagina sportiva di venetoglobe.com, la potrete scaricare, vedere quando volete, insomma questa l'opportunità che vi abbiamo dato con una settimana di anticipo che poi dalla settimana prossima ci occuperemo direttamente del campionato di eccellenza e del campionato di promozione. Allora parliamo di basket adesso perché la TVB ha terminato il suo mini ritiro in quel di Domegge, scende, giornata libera per quanto riguarda i giocatori con Menetti che ha dato il rompete le righe prima di ritrovarsi domani sera alle 20:15 a Pieve di Soligo, il palazzetto dello sport di Pieve di Soligo per la prima amichevole, per la prima sgambata stagionale della TVB e lo effettuerà contro Udine che è stata un po' una rivale anche nello scorso anno, anche nella passata stagione, quindi domani sera per quanto riguarda il basket. Sempre per il basket, casa Rucker, casa San Vendemiano, presentata ai tifosi della stampa un paio di settimane fa, ce ne siamo occupati con alcune interviste, esordirà a Lecco in trasferta il 7 ottobre, in casa invece il 13 ottobre. Adesso lasciamo il basket per parlare di rugby, positivissimo diciamo l'esordio per il Benetton Rugby che a Newport ha vinto per 21-17 e comincia alla grande così il suo campionato di Pro 14, un po' come chiedeva il presidente Amerino Zatta, un po' come chiedevano i tifosi, un po' come volevano i giocatori perché si era puntato molto su questo esordio, su questa prima partita contro i Dragons. Sabato prossimo a 8 settembre a Monigo scenderà il Cardiff Blues ancora per la Pro 14. Lasciamo il Benetton Rugby e vediamo la pallavolo femminile, il volley femminile che quest'oggi comincia a parlare di Imoco, comincia a parlare di pallavolo coneglianese trevigiana che si ritrova al Palaverde. Mancheranno parecchie nazionali e non soltanto quelle italiane ma quelle che sono in giro per il mondo con le nazionali di cui fanno parte Nagaka Oka per
per esempio per quanto riguarda il Giappone, De Cruyff per l'Olanda, gli Stati Uniti, insomma molte sono le atlete che sono in giro per il mondo con le proprie nazionali. Ci saranno le palleggiatrici oggi, Volosh e Bekis, l'americana Easy che rientra dopo il brutto infortunio, il rientro di Valentina Tirozzi dopo 4 anni che non vestiva più la maglia dell'Imoco, e poi il libero, Fersiro, poi le altre giocatrici che sono più giovani e dovranno affiancare le senatrici. Arriveranno anche delle giovani dal San Donà di Piave per completare la rosa e permettere gli allenamenti a Santarelli, che si ritroverà con il nuovo acquisto che ha effettuato appunto la società per quanto riguarda la centrale, e non si ritroverà invece Fabris perché ha ancora qualche giorno di vacanza. Da oggi insomma cominceremo a parlare di Imoco dettagliatamente con molte interviste per voi. A Conegliano c'è l'intenzione di fare sul serio anche e sempre nella pallavolo femminile. Il team Spes Volley si è dato una nuova veste societaria e ha tutte le intenzioni di ritornare tra qualche anno nella pallavolo che conta, almeno in una Serie B che potrebbe essere alla portata della società. Ne abbiamo parlato anche con Marica Serafin, ex giocatrice della prima Spes, grandi vittorie per lei, grandi risultati, molto brava, che adesso fa la preparatrice atletica, e allora sentiamola. Sempre alla Zoppas Arena, sfondo con tante ragazzine che si cimentano nel gioco, uno dei giochi più belli al mondo, questa pallavolo femminile. Marica Serafin a Conegliano per lavorare qui al Team Spes. Per lavorare, collaborare in questa nuova realtà. E grazie a Edoardo Romero, insomma, che mi ha contattato la stagione precedente perché cercava una spalla per quanto riguarda la preparazione fisica delle varie squadre. Ho conosciuto questa realtà, me ne sono innamorata, ho insieme a Edoardo sposato un progetto che oltre a quello della preparazione fisica riguarda principalmente una sorta di attività fisica per la prima fascia d'età, proprio piccolissimi, da 3 ai 6-7 anni, e quindi qui mi occupo di quel progetto che si chiama Scuola del Movimento e contestualmente della parte fisica di tutte le squadre, perché crediamo sia importante iniziarla fin da piccoli, ovviamente con le dovute adattamenti in base all'età, però qui dentro le ragazzine già dalla fascia dell'Under 12, Under 14 iniziano a fare una parte importante fisica. So che le pallavoliste non si fermano mai perché giocano ovunque e dovunque. Com'è stato questo trapasso, questo passaggio dal campo alla panchina, o meglio a questa preparazione atletica? Ecco, infatti, a me la pallavolo, diciamo, quando è stato il momento di smettere non ha creato nessun trauma, e ho provato un anno ad allenare, ma al momento non fa per me in generale, diciamo, essere molto dentro quella che è la pallavolo. Mi piace in questo momento occuparmi del contorno, quindi dal punto di vista di preparazione fisica molto bene, mi stimola, mi piace, scuola di movimento anche, e la parte tecnica intanto la guardo anch'io dalle tribune adesso. Parlavo con il presidente e anche con Mario, questa struttura fa respirare aria di pallavolo di un certo livello. È incredibile, poi vabbè, io l'ho vissuta in particolare, per cui ogni volta che entro è un ritorno a casa, è emozionante entrare qua, è emozionante entrare in sala cortesia, che in qualche modo ha ancora dei ricordi, per cui insomma è sentirsi a casa. C'è fame però di pallavolo o di altra pallavolo, perché i progetti del presidente sono ambiziosi. Non credevo all'inizio, ma stando qui mi sono accorta in pochissimo tempo come ci siano le basi per creare ancora un piccolo sogno. E allora coltiviamolo questo sogno, perché Conegliano merita anche questo. Io assolutamente. Conegliano ha la sua squadra, ma c'è spazio per tutti, e noi vogliamo far bene in questa arena, che ce l'abbiamo desiderata tanto quanto non c'era. Io mi ricordo, insomma, le lotte. Ricordiamo il Gabibbo che è arrivato. Ci ricordiamo tutto, per cui è bello farla rivivere qui. Grazie. Grazie a voi.
Queste le parole di Marica Serafin, insomma vere e giuste, e quindi in bocca al lupo, buon lavoro al Team Spes Conegliano. Abbiamo concluso anche per quest'oggi il nostro appuntamento con lo sport, venetoglobe.com, l'ambito sportivo, poi il digitale terrestre 813-813 digitale terrestre, ci vedete in provincia di Belluno per il momento in attesa di ampliare a tutto il Veneto. Noi vi diamo appuntamento per domani sera, sempre qui, sempre naturalmente su venetoglobe.com. Buona serata a tutti.